Buonasera, bentrovati. Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale, gruppo TV7 del mercoledì. Vi ricordo, come di consueto, che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere tutto quello che volete. L'importante ovviamente che non siano offensive le frasi che scrivete. E questa sera abbiamo davvero l'onore di avere la neo-assessore alla sanità del Veneto, e nonché anche ai servizi sociali e tante altre cose, Manuela Lazzarini. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie di tutto prima di essere qui, perché è stata praticamente ufficialmente, la nomina è stata data ieri, è stata comunicata ieri sera alla stampa, quindi averla qui per noi è davvero un onore. Come va quindi? Tutto bene? Ma sì, tutto bene, insomma. Beh, lei lo sapeva già perché si vociferava, si sentiva, si diceva sarà la Lazzarini. Ma sa, le voci, Sono gli le voci. articoli, insomma, io ho sempre detto aspettiamo e vediamo, insomma, il Presidente Zaia deciderà, insomma, e ieri c'è stata, insomma, l'ufficializzazione. È felice così a prima? Sicuramente, insomma, è una cosa che mi riempie di orgoglio, di entusiasmo, ma anche mi carica di tanta responsabilità, perché, insomma, so che è un impegno importante, un impegno totale, ma cercherò, insomma, di farlo come da mia abitudine, da mio DNA, insomma, ecco, cercando di passo dopo passo, con molta umiltà, insomma, giorno dopo giorno. E la sua bravura da quando era sindaco a Rosà, che è sempre stata apprezzata per il suo lavoro appunto a livello amministrativo. Allora facciamo così, prima di iniziare, perché abbiamo tante cose da chiedere. Si dice assessora o assessore, secondo lei? Allora, perché io ero abituato assessore, però ho letto l'assessora Manuela Lazzarini. No, io rifiuto proprio tutti i nomi, la sindaca non mi piace, l'assessora, cioè io credo, insomma, che è l'assessore, il sindaco, il presidente, insomma. Quindi lei è l'assessore, la chiamiamo assessore. No, se questo per qualcuno serve per mettere in evidenza la connotazione femminile, credo che, insomma, sono le altre cose che dobbiamo dimostrare come donne. Sì, ovviamente è un dettaglio, ma tanto l'abbiamo specificato. Sappiamo che c'è stata sempre molta discussione su questa, però io ho sempre rifiutato, insomma, questa Lei l'anno scorso, io ho avuto l'onore, lei è venuta alla nostra festa, definiamola così, poi che era per beneficenza al Gran Teatro Geox, e al Gran Teatro Geox lei ha avuto la fortuna o la possibilità di conoscere l'assessore Contin, che ci viene a trovare in tutte le nostre trasmissioni, in tutte le preserate, e ce l'abbiamo anche, come di consueto, in questa trasmissione. Sentiamo cosa ci racconta. Buonasera a tutti voi in studio, naturalmente agli amici che ci seguono da casa, qui al Minuto Politico, come di consuetudine, l'ospite, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, buonasera a tutti, leader del movimento politico. Molto buio Femociaro, molto buio Femociaro, sì, ormai l'ho imparato, perché devo dire la verità, lei è spessissimo qui da noi, direi sempre qui da noi. Ormai sarete anche stufi di vedermi, no? No, non dica così, assessore, assolutamente no. Ci fa piacere averla qui con noi, ormai è come dire, è un po' a casa sua. No? Infatti anche a casa mia si stufi di vedermi, per quello te lo dicono. Invece l'assessore è molto seguito da casa, ci sono tantissime persone che ci scrivono da casa per avere delle curiosità. La prima su tutte naturalmente è di che cosa si occupa nel suo comune, perché ancora non si è capito. Guardi, è una domanda impertinente proprio, pertinente, direi pertinente. Perché proprio mi hanno appena cambiato le deleghe, lei sa. E anche la mia collega in studio saprà quanto che è difficile per un assessore quando ti cambiano le deleghe. Mi ha messo all'urbanistica, a me all'urbanistica. Scusi, ma lei ha delle competenze? Competenze all'urbanistica, non so neanche come fare una casetta con i Lego. A elementari mi bocciai in geometria perché non so buono da fare le cornicette, questo che sappia di urbanistica, è un disastro. Quindi... io cerco di impegnarmi, questo può essere anche per carità. Sono autodidatta, cosa vuoi? Autodidatta, bisogna saperne di delizia, io non è che me ne intendo. Edilizia. Bisogna conoscere le normative vincenti, io non vigenti, cosa vuole. Insomma, io però la colgo questa sfida, sarà una sfida ostrica, ma ci crede che ogni giorno mi passano carte che io non so neanche a quello che firmo? Ci crede che non so neanche a quello che firmo? E ci credo e come, assessore, ci credo e come. Senta, assessore, piuttosto per firmare certe carte bisogna avere delle competenze. Mi pare di capire che lei non abbia competenze rispetto all'assessorato che le hanno appena dato. Il rispetto è sempre importante. No, dicevo rispetto a un'altra cosa. Comunque, quello che appunto mi chiedo a questo punto, lei dovrebbe avere delle competenze anche per pensare al suo futuro. Senz'altro. Perché
Tra non molto finirà il suo mandato, pertanto insomma si dovrà occupare anche di altro. Lei immagino abbia già programmato il futuro. Ho già tutto in mente. Molto bene, molto bene. Ho in mente un progetto nel settore della tecnologia. Ah, che bello. Io penso che il futuro sia in mano dei droni, la microrobotica, detta anche robotinica, robot piccinini, robotinica. No, non credo che sia questo il termine esatto, però mi fido di lei perché forse lei mi pare molto più ferrato sull'argomento di me. Mi so appena inventare, un neurologismo, come si dice? No, è un neologismo, ma nel suo caso secondo me ci sta benissimo. Ad ogni modo entrerò nel mercato delle stampanti 3D, questa è la mia scelta. Allora ho già in mente il processo produttivo, bello. Acquisto materie prime, mi compro una stampante 3D. Sì, mi pare abbastanza evidente. Senz'altro. B. Produzione. Sì. E ora con la stampante 3D che mi devo comprare, mi stampo una stampante 3D. Così che ne ho due. Dopo tacco a spina anche la seconda e stampo un'altra 2 stampanti 3D, così ne ho 4. Ho calcolato che in mezza giornata dovrei arrivare a una cinquantina di stampanti 3D. Su mezza giornata? Esatto. No, scusi assessore, ma io non credo che funzioni così. Sì. Te sai cosa che sono stampanti 3D, no? Sì, certo che sì. Sono delle stampanti, naturalmente, come le stampanti classiche, però al posto di stampare dell'inchiostro su carta, realizzano degli oggetti. E ora, Vito, con una stampante 3D che mi devo stampare, mi tengo in ufficio mi stampo un'ape cross. E ora carico tutte le stampanti 3D. Carico tutte le stampanti 3D e mi metto in parte strade, come i camiti che vende Amfor. Ma per piacere, vende le stampanti 3D. Stampati 3D, no, è un mercato. Questo è il punto C, la distribuzione e la vendita. Qua in mente il business plan e anche il nome della Eccolo là, adesso io attendevo con ansia di sapere il nome. Canon. C'è già, tra l'altro, Canon c'è già. No, è mia Galaccento, so Canon. Ecco, infatti, solo uno che se ga fumare poteva immaginare un nome del genere. Va bene, assessore, che dire, noi diamo la linea di nuovo in studio, speriamo che voi abbiate le competenze, anzi sono certo che abbiate le competenze per poter intrattenere una splendida puntata. Qui con me l'assessore Ciano Contin, a voi in studio. Se te dici, già che siamo con stampanti 3D, te ristampo anche a te, ti faccio 10 centimetri più grande, sta voi, cosa dite? Fata battuta, Va bene, salutiamo l'assessore Ciano Contino, Marco e Pippo Gaetano, che li potete trovare tutte le sere prima della nostra programmazione serale. Allora, assessore Manuela Lazzarin, andiamo a conoscerla, andiamo a vedere tutto quello che ha fatto un po' nella sua carriera politica, vediamo in questa scheda. Manuela Lanzarin nasce a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 3 giugno del 1971. Residente a Rosà, nella frazione di San Pietro, conclude gli studi conseguendo il diploma alla Scuola Superiore Interpreti e Traduttori di Vicenza con le specializzazioni in inglese e tedesco. Dopo gli studi linguistici entra nell'azienda di famiglia, la Lanzarin di Rosà, lavorando nell'area commerciale estera dell'impresa che opera nel settore della ceramica. Una professione che tuttavia interrompe nel 2002 quando diventa sindaco del proprio comune. Una passione, quella per la politica nata diversi anni prima, che si concretizza per la prima volta nel 1997 quando, inserita nelle liste della Lega Nord, viene eletta consigliera del comune di Rosà. A 26 anni viene nominata assessore alla cultura e alla pubblica istruzione e 5 anni dopo, il 26 maggio del 2002, viene eletta alla carica di primo cittadino, battendo per un pugno di voti, solo 157 di differenza, il candidato civico Antonio Contessa. Nel giugno del 2004, nel pieno del suo primo mandato comunale, è candidata alle elezioni del Parlamento europeo, raccoglie 7.500 preferenze ma non viene eletta, mentre il 27 maggio del 2007 alla nuova tornata delle comunali di Rosà viene riconfermata alla carica di sindaco con un autentico plebiscito, il 57% dei voti. Sono anni di incarichi importanti nei quali al percorso locale della Lega Nord Padania si affiancano cariche regionali e nazionali. Manuela Lanzarin diventa nel 2006 vicepresidente della conferenza dei 28 sindaci dell'azienda ULS 3 di Bassano del Grappa e nel 2007 entra nel consiglio di sorveglianza di ETRA, la multi-utility che gestisce il servizio idrico e rifiuti in 73 comuni veneti. Candidata alle elezioni politiche con la Lega Nord, viene eletta alla Camera dei Deputati nell'aprile 2008. Nel corso della 16ª legislatura ricopre l'incarico di capogruppo della Lega Nord, entra nel direttivo ANCI Veneto ed entra a far parte della 7ª commissione parlamentare per ambiente, territorio e lavori pubblici.
Nel 2012 termina il suo doppio mandato come sindaco di Rosà, rimanendo però come vice sindaco nella giunta Bordignon e assessore a viabilità, ambiente e lavori pubblici. Nel 2013 si chiude la parentesi parlamentare, ricandidata in Senato, non viene eletta nella 17ª legislatura. Alle elezioni regionali in Veneto nel 2015 viene eletta consigliera in provincia di Vicenza con la lista Zaia, in seguito alla vittoria del quale viene nominata assessore regionale ai servizi sociali. Un incarico al quale il 29 gennaio del 2019 si aggiunge anche la nomina d'assessore alla sanità veneta dopo il rimpasto di giunta causato dalla nomina dell'ex assessore Coletto a sottosegretario di Stato alla salute. Un doppio incarico che oggi le consegna l'intero welfare regionale e una responsabilità enorme. Sociale e sanità rappresentano infatti in Veneto quasi il 65% dell'intero bilancio di Palazzo Balbi, per un totale di circa 10 miliardi di euro di budget complessivo. Complimenti, facciamo la trasmissione del suo curriculum politico, è davvero qualcosa di straordinario. No, mi fa un po' impressione, devo dire la verità. Ma tanta roba, vedere tutta questa roba qui mi fa anche dire, Madonna, è tanti anni che sono in politica o in amministrazione più che politica, perché ho sempre avuto incarichi anche molto istituzionali e quindi amministrativi, accanto a quelli politici chiaramente, perché insomma milito da sempre nelle file della Lega. Mi fa anche dire, Madonna, sono un po' vecchia, nel senso, però diciamo che ho iniziato giovane, ecco, diciamo che ho iniziato giovane. Allora, non è sicuramente vecchia, è iniziato molto giovane, però una domanda, prima di andare a parlare delle problematiche della nostra regione, la devo fare. Come mai nell'azienda familiare poi ho deciso di lasciarla e mettersi in politica? Per quale motivo? Per una passione, perché qualcuno gliel'ha detto, per l'amicizia, per qualcosa? Per quale motivo l'ha fatto? Quando io ho iniziato, quindi nel 97, a dire la verità, ho fatto un periodo in azienda familiare, però poi sono andata anche a fare un'esperienza in un'azienda privata, insomma, perché volevo comunque fare anche un'esperienza fuori dall'azienda familiare. Quindi quando io divento sindaco ero dipendente di un'azienda privata che faceva sempre import-export. Io mi occupavo di commercializzazione, di traduzioni, di fiere, insomma un po' quello che avevo studiato, e nel 2002, quando divento sindaco, diventava difficile conciliare quindi la professione in un'impresa privata, quindi non l'impresa di famiglia, insomma l'impresa privata, con l'incarico da sindaco che ritenevo di doverlo insomma svolgere a tempo pieno e quindi insomma in un certo modo, e quindi in quel caso lì mi sono licenziata dall'impresa privata e ho iniziato quindi e ho fatto il sindaco a tempo pieno. L'impresa di casa e quindi l'impresa familiare è andata avanti, io ho dato il mio contributo partecipando alle fiere, tuttora se riesco insomma 2 volte l'anno, insomma faccio 2 giorni a fiere, eccetera. Magari invece di dire va bene, vado avanti, adesso non so se lei ha fratelli o qualcun altro in famiglia per poter mandare avanti. No, sì, l'impresa va avanti con le mie sorelle. Con le sorelle, no, perché lei ha detto io esco e non no, ma è stato così, è stata una passione, l'amore per la politica. Io devo dire la verità, mi sono avvicinata alla politica e all'amministrazione in maniera molto casuale. È vero che arrivo dal papà, insomma, che comunque aveva fatto esperienza amministrativa a Rosà, quindi agli anni della Democrazia Cristiana, quindi era stato consigliere assessore nel comune di Rosà, e quindi c'era insomma questa, diciamo, tradizione in famiglia. Poi nel 97 l'allora sindaco, per conoscenze insomma familiari eccetera, mi ha contattato, delle persone vicino a lui mi hanno contattato e io sono detto sì dai, proviamo questa esperienza, da cosa nasce cosa, e poi probabilmente insomma sono entrata in questo mondo e mi sono buttata a capofitto ritenendo di dover anche dedicare un tempo pieno. L'ultima domanda, la famiglia come l'ha presa? È stata felice visto che il papà aveva... No, la famiglia è sicuramente felice, orgogliosa, è sicuramente felice, orgogliosa, chiaramente insomma sono molto meno presente, ma insomma vabbè, questo poi fa quando parte. Un sindaco fa 2 mandati vuol dire che ha lavorato bene e sul territorio, insomma. Quindi a Rosà, io ricordo, la invitavo quando era sindaco, l'hanno riconfermata, e quindi vuol dire che è stata molto amata in quel territorio. Poi insomma la prima esperienza è come il primo amore, non si dimentica mai, no? Quindi c'è un legame con la mia Rosà, i rosatesi, insomma un legame molto forte che tuttora insomma io cerco di mantenere molti saldi questi legami con tutto il mondo associativo, cerco di essere presente il più possibile, insomma vedo che mi invitano ancora oggi anche al pranzo del quartiere, mi
fa molta presumo con la sua vita privata anche, e mi fa giusto? molto piacere, insomma, questo. E poi ritengo che comunque l'esperienza da sindaco sia stata un'esperienza fondamentale, un'esperienza formativa, ma anche uno dei ruoli più belli, diciamo, perché poter fare qualcosa concretamente per il proprio territorio e quindi per il proprio paese, per la propria città. Ha fatto tutto quello insomma, che poteva fare o ha qualche rammarico? No, allora diciamo che sono riuscita insomma a fare molto e poi c'è stata e c'è tuttora una continuazione, noi insomma a Rosà siamo in continuazione amministrativa dal 97, quindi con i passaggi di staffetta, quindi finiti i miei 10 anni insomma un mio assessore che tuttora è sindaco, Paolo Bordignon, insomma ha preso le redini, quindi insomma quello che non si è concluso, che era in itinere, si è concluso o si sta concludendo. Credo che insomma non dico una ovvietà, ma sicuramente uno dei rammarichi più principali, insomma, è una delle questioni, insomma, che sono ancora irrisolte, è quella della viabilità, insomma, il famoso incrocio, il semaforo di Rosà, insomma, quello, ecco, diciamo. Poi cambiamo argomento, poi nel fare quell'incrocio lì, molte abitazioni ormai sono disabitate lì sulla strada perché è difficile viverci con tutte le automobili, i camion che passano di lì, dunque lì non si può fare nulla lì, insomma, espropriare, fare qualcosa. Ma lì c'era un progetto, appunto quando c'ero io sindaco, il secondo mandato mi sembra, di una rotatoria, no? In centro proprio al posto del semaforo, però che richiedeva comunque degli spazi molto importanti perché insomma essendoci un traffico anche pesante, i raggi di curvatura devono essere, se parliamo di una rotatoria molto, esatto, molto importante, poi la cosa insomma non si poteva fare. È chiaro che adesso insomma con l'apertura futura della Pedemontana quella diventa una zona molto critica, lo continuiamo insomma a manifestare e sono convinta insomma che bisognerà prendere delle decisioni insomma ed affrontarla perché effettivamente quella diventa una via d'accesso importante per prendere e arrivare alla Pedemontana, ma come diventa una via d'accesso importante alle porte di Bassano per arrivare a Bassano del Grappa? Ah beh, sicuramente, sperando di vedere quella Pedemontana terminata, perché ogni volta che arrivo per andare su in montagna passo vedo sempre il lavoro ormai da una vita proprio no, ma ci siamo, insomma, sappiamo di Bassano, adesso sembra che sì, ci sono stati problemi per l'apertura del tratto, quello che è già pronto, no? E quindi il tratto Breganze Due Ville che poteva e può essere aperto, ma c'è un problema di sistemi appunto di dialogo dei sistemi per quanto riguarda appunto i caselli, mi sembra che lo stiano risolvendo queste problematiche, dopodiché la tempistica è quella che anche col Presidente insomma era stata prefissata e quindi 2020 completa tutta la Pedemontana, ma già nel 2021, nel 2020 però si aprirà già una parte. Speriamo non sia come il Moser che oggi hanno anche concluso la prima parte, non ancora funzionata con vabbè, lasciamo stare un tema insomma, che è quello lì scottante. Senta, prima di iniziare la trasmissione abbiamo parlato un attimino, il sociale si avvicina poi alla sanità, quindi le due cose si sposano, usiamo questo termine, quindi è un lavoro impegnativo, però nello stesso tempo ha già percorso un pezzo di strada, l'ha già aperta insomma, per poter fare un lavoro determinato e anche con successo. Sì, allora io credo che l'opportunità che c'è adesso appunto con l'accorpamento dei due assessorati, quindi assessorato servizi sociali e assessorato alla sanità, insomma, sia effettivamente una grande opportunità, perché io l'ho detto spesso, l'ho ridetto anche in queste occasioni, insomma, i confini tra quello che è prettamente sanitario, poi sfocia nel socio-sanitario, quindi c'è una componente molto forte di sanitaria ma anche di sociali, pensiamo alla non autosufficienza agli anziani, oppure il sociale puro e quindi pensiamo ai minori che vengono allontanati dalla famiglia piuttosto che ai casi di disagio e di povertà. I confini sono confini molto labili e quindi avere una visione d'insieme, avere una visione uniforme anche per quanto riguarda poi le risorse, insomma la suddivisione dei bisogni, come interpretare e come intervenire sui bisogni, perché se noi riusciamo a prevenire, e la prevenzione possiamo farla in alcuni casi in ambito sociale, sono risparmi per la sanità, sono risparmi sanitari di ospedalizzazione o comunque di cure che sarebbero molto pesanti e molto costose. E quindi siamo, diciamo, lei conosce già, insomma, praticamente ha già le idee chiare, mi sembra, per quello che voglio fare. Una delle cose mi sembra più importanti, anzi la prima che ha dichiarato
chiacchierato lei che vorrà fare è praticamente concludere con le schede ospedaliere, credo sia il suo primo impegno da assessore alla sanità, o sbaglio? Sì, è l'impegno che oggi noi abbiamo sul tavolo perché segue gli altri provvedimenti, nel senso questa legislatura, la legislatura regionale 2015, è una legislatura che ha visto molti provvedimenti in campo sanitario, perché poi ci sono state tante discussioni, ce le dimentichiamo, però ci ricordiamo la riforma, appunto la legge 19, quella della riforma che ha ridotto da 21 a 9 le aziende sanitarie, quindi una nuova geografia sanitaria, più la costituzione perché anche lì c'è una carenza di medici, insomma, poi avremo modo di parlare di questo. Una costituzione di azienda zero. A fine anno abbiamo approvato il nuovo piano sociosanitario e quindi il piano sociosanitario 2019-2023 e a seguito del piano sociosanitario, che ricordiamolo è un po' il piano regolatore dei servizi sociosanitari, quindi sociali e sanitari insieme, quindi va dagli anziani alle cure primarie, alla suddivisione tra ospedali hub, ospedali SPOC, insomma ecco, le medicine di gruppo, insomma un po' tutto. Il provvedimento che segue il piano sociosanitario sono le schede ospedaliere. Le schede ospedaliere cosa contengono? Contengono i numeri, mentre il piano conteneva le linee di indirizzo, quindi la programmazione rispetto alle sfide della non autosufficienza, dell'invecchiamento della popolazione, della cronicità del territorio. Le schede invece individuano i presidi, quindi la suddivisione tra gli ospedali hub, quelli provinciali, gli ospedali SPOC, i posti letto, la distribuzione in base a quelli che sono anche la reale occupazione e tutto il resto. Ecco, ed è il primo provvedimento che noi oggi dobbiamo portare avanti. Deve valutare ovviamente e portare avanti, perché sicuramente è quello che poi determina il lavoro sanitario per quanto riguarda la regione Veneto. Io dopo questo inizio di chiacchierata però chiedo alla regia, non seguirei la scaletta, io andrei a vedere, siamo andati a fare la gente praticamente oggi sapendo che lei veniva e siamo andati a chiedere come va la sanità in Veneto. Allora chiedo a Marco in regia se mi può mandare questo contributo e saltiamo, poi andremo a vedere gli altri, per sapere cosa pensano gli utenti perlomeno che hanno bisogno della sanità, e ovviamente sono in tanti. Sentiamo cosa hanno detto i nostri microfoni. Lei è soddisfatto del servizio sanitario pubblico della nostra regione? Assolutamente sì, poche volte fortunatamente che sono andato, è stato veramente efficiente, anzi ho visto della gente disponibilissima. 17 anni che ho il diabete e sono controllata bene e ringrazio la sanità. C'è anche delle buone persone che sono anche brave e tutto. Io ho avuto anche problemi, ho visto che mi sono stati dietro molto bene. La nostra sanità pubblica funziona molto bene, io direi di sì. Devo dire di sì, sinceramente sto anche passando un periodo di interventi eccetera. Io mi dico soddisfatta. Direi che soprattutto i medici, anche gli infermieri, ne abbiamo di buona qualità. Per la verità, finora diciamo che non ho avuto riscontri negativi. Direi che i medici sono estremamente affidabili, almeno per quello che mi riguarda. Io ho piena fiducia anche nell'andamento dell'ospedale, ho visto sempre un'estrema cura, estrema pulizia. L'organizzazione qui in Veneto è molto buona. Sì, gli ospedali sono organizzati, trattano bene, per quello è una bella cosa, dai. Ma io devo dire che l'apprezzo abbastanza, perché nelle cose serie si dimostra seria. Mica male, No, sono piacevolmente sorpresa e perché ero un po' spaventata. Ecco, no? invece vede poi, che non è poi avremo anche domande, e ovviamente per correttezza di informazione questa intervista abbiamo fatto questa mattina, dunque mercoledì, e le abbiamo fatte nella città di Padova, ovviamente magari qualcuno che usa l'ospedale di Verona o di Belluno o di un'altra provincia veneta magari ha altre idee, però queste per correttezza di informazione questa mattina che è mercoledì e le abbiamo fatte nella città di Padova e mi sembra che anch'io sono rimasto un po', perché io ne ho avuto bisogno dell'azienda ospedaliera, mi associo a quello che hanno detto, ne ho tuttora bisogno e mi associo a quello che hanno detto, al di là che poi l'unica pecca sono i tempi di attesa, ovviamente, che sono quelli che poi parleremo. Però è una bella soddisfazione, lei prende un lavoro dove mi sembra che da queste interviste non sono poche, non le abbiamo né sfasate, sono vere e tutti hanno detto che sono felici insomma della sanità in Veneto, sono
No, io credo che noi, allora sicuramente noi i dati ce lo dicono, insomma, sappiamo anche a livello nazionale, insomma, ci piazziamo sempre molto bene, quindi abbiamo una sanità di eccellenza, insomma, abbiamo una sanità di funziona. Poi ci sono delle questioni che vanno sicuramente affinate, su cui stiamo lavorando, le liste d'attesa, i problemi di attesa al pronto soccorso, la carenza di medici, sicuramente ci sono delle questioni che vanno affinate e che devono essere risolte o comunque devono cercare di trovare una sistemazione, però mi fa molto piacere perché soprattutto dalle interviste hanno evidenziato molto non solo la professionalità del personale, quindi dei medici, ma anche l'umanità, ma anche appunto questo rapporto, questa centralità della persona, questo essere vicino al paziente, alla persona e quindi ad essere seguiti in tutto il proprio percorso, certo. Insomma, questo credo sia molto importante. Sa, poco tempo fa è venuto il Presidente della Regione Veneto Zaia qui, proprio nel parlare di sanità mi ha fatto mettere un numero telefonico, ho detto se avete qualcosa da dire, certo. non state zitti se qualcuno vi tratta male, potete pure rispondergli e potete poi telefonare a questo numero, non so se Marco se ce l'abbiamo ancora, è venuto poco tempo fa il Presidente Zaia, ha detto mandatelo in onda e dite che se non sono felici del comportamento degli addetti ai lavori, insomma che chiamino pure questo numero per segnalare eventuali comportamenti. Eccolo qui, guardi, che è 041, presumo sia rimasto tale e quale, sì, giusto? Sì, no. Ricordiamo che anche su tutti gli ospedali c'è il totem con le figure del direttore generale, del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore dei servizi sociali, con le figure, i riferimenti, i numeri di telefono, quindi uno può mandare la mail, può scrivere, ma anche uno entrando o uscendo dall'ospedale può lasciare le proprie impressioni, che siano impressioni positive o negative, perché a noi servono per migliorare il servizio, per andare a colmare le lacune che ci sono. Ecco, nell'eventualità, dato che lo vedete in sovraimpressione, quello è il numero, chi ha bisogno, che non è felice del comportamento che trovate, non un macello pubblico, abbiamo visto questo, che trovate ovviamente nell'azienda ospedaliera, potete comporre 041 27 92 863. Io credo, spero, mi auguro che ci sia sempre un utente che risponda, che non siano attese di risposta come quando arrivano in tante telefonate pubbliche che non si risponde subito, però appunto l'abbiamo messo, però dalle interviste che abbiamo sentito della gente ovviamente mi sembra che ci sia molta soddisfazione per quanto riguarda la sanità. E allora adesso andiamo a vedere invece cosa chiedono alla sanità che non funziona bene. Adesso andiamo a sentire cosa vorrebbero per poter migliorare questa sanità che già contenti sono come funziona. Sentiamo. Lei che cosa si sentirebbe di migliorare nel sistema della sanità pubblica? Immediatamente il pronto soccorso, che è una cosa assolutamente tipo lager, nel senso che c'è una villania degli operatori, non dei medici, delle signorine che veramente... Lo spazio più giovani, laureati e tutto, e magari cambiare gente che è lì solo a scaldare i posti e non farebbero il lavoro che dovrebbero fare. È buona, ma potrebbe essere migliore, togliere dei privilegi ai primari e cercare di diminuire le liste d'attesa che sono spropositate. Secondo me le infrastrutture che sicuramente hanno attualmente un eccesso di persone che richiedono interventi o assistenza. Il ticket di 10 euro che ci fanno pagare su ogni ricetta quando si va a fare una visita non dovrebbero esistere, perlomeno dopo una certa età. A modernizzarlo come? Mettere giovani e cercare di pagare meno i ticket soprattutto. Direi quelle che sono poi le visite ambulatoriali e le visite specialistiche, perché ci sono pochi specialisti che possono fare adeguate visite, quindi appunto torniamo alle code un po' lunghe. Per gli studenti, nel senso che è difficile per uno studente essere curato, ma anche per una prescrizione veloce, perché se non sei domiciliato qui o se comunque non fai il cambio di residenza non ti assegnano un medico, e questo è uno svantaggio. Per le visite avere un po' più di minor tempo. Beh, sicuramente cambierei l'aspetto, diciamo, delle prenotazioni. Sì, i tempi di attesa sono quelli che sono più pesanti da sopportare molte volte, per il resto non vedo delle grosse criticità. E diciamo che le cose non vanno proprio come dovrebbero, diciamo che ci sono tanti tagli, l'assistenza non è ideale, insomma
ma anche al personale, devi fare tutto entro un limite di tempo, finire tutte le attività entro l'orario di fine turno. E non è un'assistenza ideale così come te la insegnano. Ecco, qui abbiamo sentito, c'è un po' che dici i tempi di attesa, che insomma il pronto soccorso, che in effetti è vero, chi va deve purtroppo attendere, ecco. E la priorità mi sembra che siano proprio questi benedetti tempi di attesa che poi comportano, perché c'è mancanza di medici, paramedici e tutt'altro. Iniziamo dai tempi di attesa, Assessore. Si possono migliorare? Se sì, come? Ma sicuramente per quanto riguarda le liste d'attesa, i tempi d'attesa è uno degli obiettivi, insomma, che noi diamo anche ai DG quando vengono appunto monitorati. Sappiamo che i direttori generali devono raggiungere dei punteggi e quindi vengono giudicati anche in base a degli obiettivi, e uno degli obiettivi è quello delle liste d'attesa, e quindi è quello rispetto alle varie categorie, urgenza, immediato e quant'altro. Su questo sicuramente anche le prenotazioni che qualcuno citava, insomma, sono importanti, quindi il ruolo del CUP diventano importanti, e anche su questo stiamo lavorando. Dopo è chiaro che a volte arrivano anche a me, insomma, delle segnalazioni che la persona che allo sportello è scortese o comunque rimanda a casa perché manca qualcosa, eccetera. Noi diciamo sempre, insomma, guardate, la sanità veneta è una sanità che ha alla fine 54.000 dipendenti. Sui 54.000 dipendenti sappiamo come in tutte le aziende, questa è una mega azienda, ci sono delle persone, qualcuno citava anche il pronto soccorso, delle persone scortesi, delle persone che probabilmente hanno una giornata no e quindi diventano scortesi, non rispondono come si deve, perché a volte basterebbe anche poco, io credo, anche i pronto soccorso, a volte basterebbe una parola solo di tranquillità, serenità, arriviamo, abbiamo un'emergenza, eccetera. A volte presi probabilmente anche da situazioni di emergenza, insomma, quindi ci sono tempi d'attesa lunga e quant'altro, però sui 54.000 dipendenti della sanità pubblica, insomma, ci possono essere qualcuno che caratterialmente, però, insomma, però il sistema alla fine è un sistema, abbiamo sentito, buono, è un sistema di qualità. Nel ragionamento che fa sicuramente la maggior parte è buono, capisco anche un dipendente che lavora, magari alla giornata storsa, i propri problemi, però sa anche che in quel lavoro deve assistere delle persone che vanno lì per male, non per bene, purtroppo non è un lavoro per divertimento che uno va lì, va perché ha necessità, e quindi psicologicamente ovviamente ma questo è chiaro, ed diventa anche un problema quasi proprio di ma questo è chiaro, e sono d'accordo. Tipo, uno degli altri obiettivi è quello dei pronto soccorsi. Noi siamo consapevoli che le attese al pronto soccorso sono troppo lunghe, però è anche vero che ci sono molti accessi inappropriati, molti codici bianchi che potrebbero, insomma, sappiamo, anche non transitare nei pronto soccorsi, ma con le medicine di gruppo dovrebbero essere quelle che riescono a assorbire i medici di base, le famose medicine di gruppo, quelle aggregate che sono aperte più ore, dovrebbero in qualche modo, insomma, le guardie mediche, eccetera. Si prendono sempre meno responsabilità. Ma allora qui apriamo un fronte, insomma, un po' più ampio, insomma, rispetto al ruolo del medico di famiglia, insomma. Guardi, quindi che ruolo deve avere il medico di famiglia? Lo sa la mia paura, le spiego, perché credo che, adesso ho la pubblicità, però poi ci ritorneremo. Io credo che oggi un chirurgo, un medico che operi dei pazienti abbia anche delle difficoltà nel fare questo lavoro, che lo deve obbligatoriamente fare, proprio perché lei va in ospedale, esce dall'ospedale, ci sono già le assicurazioni. Sei pronto per denunciare il medico? Siamo pronti? Credo che lavorano effettivamente con una pressione psicologica. Anche qui dovrebbe la sanità, la politica dovrebbe dare un contributo ai medici per questo, perché io sono stato uno dei pazienti, quando sono uscito è andato tutto bene, vuole firmare qualcosa, perché credo che davvero sono d'accordo, sicuramente il carico, arriverà il carico psicologico è molto alto. Qualche medico dice: ma chi me lo fa fare, ma chi se ne frega, io devo andare in cerca di un malato che è più morto che vivo, scusi il termine, ma però succede anche questo, che è un malato quasi terminale, andarlo a operare per poi prendermi tutte le responsabilità quando esco da qui, che mi denunciano, vado in tribunale. Cioè, anche qui credo che la sanità dovrebbe e la politica fare qualcosa. No, ma concordo, perché oggi purtroppo sappiamo, insomma, c'è
Una volta forse c'era più fiducia, non lo so, forse c'era più... Nella vita e anche nella vita. Era una vita diversa, c'era più... ci si fidava di più, c'era meno quella... C'era anche più educazione. Sì, c'era più educazione civica, c'era più educazione, c'era più un senso un po' più di civico, un senso un po' più di comunità, non lo so. Oggi effettivamente qualcosina abbiamo perso e anche nel settore sanità questo ne risente, insomma, il carico sicuramente che hanno i primari come responsabilità e soprattutto in molti casi anche rispetto al paziente, ai familiari del paziente, è un carico a volte molto pesante. Certo. Io credo che la politica, lei adesso ha un incarico molto importante per quanto riguarda la sanità, deve far presente a chi di dovere appunto di questo fattore che non ora, ma io ho la strana sensazione che tra poco qualche medico rifiuterà proprio per questo motivo e la politica deve fare sì che questo non accada perché sarebbe davvero drammatico. Sarebbe la perdita di tutti, insomma. Esatto. Vabbè, noi andiamo un attimo in pubblicità, voi rimanete con noi, tra poco.